di Sardegna per darci in te, verde di Sardegna tutta la terra in Vieni, di pazienza. Ancora un po' d'acqua da riempire? Oh, ce l'avete un bidone vuoto? Oppure votiamo questa, chi va? Adesso ragazzi, ognuno chiede e spostiamo tutto in là. Tutti dietro, dai, dai, posta, vai. Attento, Dai, ladro! Passami quello! Passami! Ma non c'è, devono tornare però! No. Veloci! Un altro! Ci serve qualcun altro allora qua! Controllare da laggiù. Cosa succede? Scopato da Sardegna, una volta diventa un pueblo. terra in noi, non si può dire terra e mare, si può dire terra bella, terra povera, ma t'aspetta, così può dire appiccare. Però le foglie del carciofo sono buonissime. Babbo mio No. Poi ci vuole andare. Io pensavo che lo lavate anche prima.
Adesso che ti serve la connessione perché devi entrare nel coso, ti devi iscrivere. Adesso dice a 70. È meglio che Ragazzi, 70. Poi si ammarra. io facciamo un'altra, io Non rischia su da bruciare, non che stia Magari pare che la mangia. un tovagliolo con da piga. Secondo me cari. la mica del La Pietro Stagione, come il basilico. Dopo. Stanno arrivando, polizia. Allora, questi sono diverse davanti alla centrale termo. Messo a confronto tante persone diverse, con idee diverse, con provenienze diverse, che per la stessa causa hanno deciso di lasciare da parte il proprio ego e cercare di unirsi, di unire le forze, di unire le anime, di unire i corpi. È stato bellissimo stare insieme, creare tante cose. Abbiamo portato arte, musica. È arrivata tanta cosa, sono delle cose meravigliose, importantissime, gli ulivi che abbiamo piantato, non solo ulivi, e ogni ulivo sradicato è come una pugnalata al cuore, ma questi ulivi oggi sono in giro in Sardegna e rappresentano anche loro un momento di lotta fortissimo, perché grazie a loro siamo riusciti a fermare le ruspe. Perché c'è il discorso che essendo una pianta protetta avevano bisogno di procedure diverse, quindi abbiamo avuto questa pensata che è nata in comune ed è stata bellissima, perché dove non arrivano le persone hanno fatto gli alberi che ci stanno tagliando dovunque, per fare colate di cemento, per fare la smart city. Questa truffa che non ci rappresenta e non ci porterà a niente. Solo noi possiamo arrivare a vivere come vogliamo. Quindi quando saranno 3 non potranno dire agli altri 7 dovete partecipare al nostro gioco per essere partecipi. Gli altri 7 diranno aspetta che il gioco lo cambiamo un attimo. La penso così. Quindi penso che l'unione Tanto, tantissimi di voi sono visi comuni che si sono già visti nelle lotte al presidio e quant'altro. Il presidio è stato un esempio di lotta forte, un'esperienza forte. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito, partecipato, perché siamo stati in tantissimi. In ogni momento io personalmente mi vivo il presente e ringrazio tutti quanti davvero, quelli che continuano a farlo, a sostenere, a colorare questo mondo che vogliono farci credere che ormai stia finendo e che stia andando chissà dove. Sono persone che ragionano col cuore, con l'anima e questo ancora va avanti. Un consiglio che mi do e che do a tutti, se siamo quasi tutti d'accordo in un unico obiettivo, che ci stanno fottendo la terra e stanno fottendo tante terre per i loro porci interessi. Tutti quanti veniamo da una vita, da una storia diversa, per scelta probabilmente, ma abbiamo un obiettivo unico: difendere la nostra terra, perché quella è sempre stata il nostro pane, il nostro futuro, ogni speranza. Quello che chiedo a me, chiedo a tutti quanti a volte di mettere da parte i giudizi personali e invito tutti quanti a iniziare, lo so che siamo già in tanti a farlo, ma la chiave di tutto credo che sia amare la terra, le terre, amare tutto ciò che c'è sempre stato di puro. E non voglio aggiungere altro che un grazie a tutti davvero per essere qui, grazie di cuore ragazzi, veramente. Ciao. In quei mesi abbiamo
fatto tanto e abbiamo fatto anche tanti rituali che erano indirizzati alla preservazione di quella collina. E adesso, passarci adesso a fianco, non solo in quel lotto ma anche nell'altro lotto dove c'è la Sabaracca, la devastazione è proprio... Se ce l'hanno tirata giù quella collina, l'hanno scavata, deturpata, hanno sicuramente deviato falde acquifere. Tutta quella zona lì, tra Selargius fino a Terramala, è un continuo... cioè ci sono i cantieri ovunque, le strade vengono bloccate, è una cosa che ci sta creando malessere. Chiedo a tutti, mettiamo questa energia che vogliamo, appunto, blocchiamoli, non lo so. E non è solo lì purtroppo, abbiamo un peso addosso su tutti i territori, abbiamo progetti allucinanti, abbiamo sostenuto l'Einstein Telescope. Stiamo uniti il più possibile. Io dico, in questi 2 anni abbiamo potuto vivere il bello, ma anche il nostro lato umano che ci ha portato anche a crearci delle divergenze, delle modalità. Ma io vi chiedo a tutti i gruppi, a tutti quelli che possono operativizzarsi meglio, di trovare i modi di unire davvero questa siamo belli, siamo una grande forza e dico uniamoci. Esatto. E continuiamo, grazie. Grazie. Abito nelle campagne di Selargius, vicino al presidio, e diciamo ho seguito tutto quel movimento in cui c'è stato il presidio e anche tante altre iniziative. Ovviamente adesso lì ci sono i cantieri, stanno cementificando, diciamo, quindi apparentemente comunque, come dire, in un certo senso abbiamo perso, no? Nel senso che comunque, ma io non la vedo così, nel senso che chiaramente, cioè, le forze in campo, cioè in campo c'era una sproporzione di forza enorme, cioè da un lato c'eravamo noi con la nostra buona volontà e dall'altro lato c'era lo Stato con tutto il suo apparato repressivo che ogni qualvolta ha voluto ha fatto vedere, diciamo, i suoi muscoli, che sono comunque, insomma, è una forza importante. Però, diciamo, molto brevemente voglio dire questo. Prima di tutto noi dobbiamo essere contenti perché abbiamo testimoniato che questa cosa non era una cosa che potevano fare in maniera liscia, cioè c'è stata un'opposizione e questo comunque non è poco, cioè nel senso, sì, è vero, hanno la forza di farlo, ma comunque ci siamo opposti, abbiamo, come dire, testimoniato il fatto che la popolazione non si era d'accordo con questa cosa, al contrario. E quindi, comunque, secondo me questo è una cosa che ci deve rendere anche felici. Concludo dicendo questa cosa. Loro buttano tanti metri cubi di cemento e vanno avanti con i loro lavori. Noi abbiamo fatto poco, ma anche quel poco di consapevolezza che noi, come dire, abbiamo seminato e coltivato in quella situazione è una cosa viva che potrà crescere. Il loro cemento rimarrà lì, sarà una cosa morta. Tutto qua. Branghete sardina, viende, sorfizo sol, branghete lacrimas, chi sono de oro, promine libero, demente, decoro, chi fa che in vero, so sardo, ordisizzo, so, guerra fiero so. Prosa libertade, guerra fieros pro, solidarietade, guerra fieroso, prosa dignitade, guerra fieroso e prosa libertade.